Ci troviamo al Passo Valparola e l'obiettivo di oggi è raggiungere la cima Col di Lana. L'escursione ci porterà nel vivo della storia, in quanto il Col di Lana è stato teatro di aspri combattimenti nel corso della Prima Guerra Mondiale. Dal rifugio Passo Valparola seguiamo il segnavia numero 23. Vicino al rifugio si trova il grazioso lago di Valparola. Sin qui il sentiero 23 è stato comodo e il nostro obiettivo, la cima Col di Lana, è sempre ben in vista. Eccola là. Entriamo a vedere il bivacco Sief. Adesso proseguiamo e andiamo al Passo Sief. Ci troviamo al Passo Sief ed ora iniziamo la salita alla cima Sief. There lies a home, few travelers go, and just past the long narrow road. Abbiamo abbandonato il sentiero 23 e stiamo proseguendo sul sentiero numero 21. Questo lato del Monte Sief è tutto fortificato con trincei e gallerie. There is so much more. There is no need for a king. All that I own is for free. Entering in
This is the home of my freedom, plenty in every season. Here's where my spirit resides. Giunti in vetta al Monte Sief, e da qui continuiamo il percorso e andiamo verso il Col di Lana. I will protect you from harm. Ci troviamo nel cratere di Mina, dove durante la Prima Guerra Mondiale fecero esplodere ben 3 mine, 2 italiane e una austriaca, causando la frattura della cresta. Felici di essere arrivati in vetta al Col di Lana, dove la cima mostra uno dei più bei panorami dolomitici: Seth Sas, Lagazzuoi, Tofana de Roses, Sas de Stria, Averau, Nuvolau, Pelm, Civetta, Marmolada, Gruppo del Sella. E pensare che su questa montagna, durante la Grande Guerra, ci fu un massacro, con oltre 8.000 morti. Per questo il Col di Lana fu soprannominato Col di Sangue o Montagna di Sangue. Poco sotto la chiesetta si trova un bivacco, Brigata Alpina Cadore. Vediamo l'interno. È arrivata l'ora di partire per far ritorno al Passo Valparola, ripercorrendo lo stesso sentiero dell'andata. Surely your eyes feel the weight of my love. I have never been more swept away, left undone, taken by beauty. My heart is alive. I am holding a treasure more precious than time. Just hold me close. You're free from harm. I'll keep you safe here in my arms.
fiori preferiti. Guardate che splendida fioritura questi rododendri. the day. Let yourself go, let your heart settle down. I have no Dal lago di Valparola, per rientrare al parcheggio, passiamo dal Forte Tre Sassi, anziché dal passo. You are my heaven, the star in my sky, guiding me to. L'uscita al Col di Lana è proprio una gran bella escursione che mette assieme natura, storia e grandi panorami. Il primo tratto di sentiero fino al Monte Sief non presenta nessuna difficoltà, mentre la salita al Col di Lana, dove ci sono dei tratti attrezzati, la consigliamo ad escursionisti con passo fermo e assenza di vertigini. Non ci sono punti ristoro, ma 2 bivacchi. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima! You're free from harm. I'll keep you safe here in my arms. Just be